alla 18ª Sagra del Pane. Io sono Diego Siviero, presidente della Proloco, a nome mio e del tutto il direttivo vi diamo i benvenuti alla 18ª Sagra del Pane. È veramente è una soddisfazione essere qui questa mattina presenti alla 18ª Sagra del Pane. Io vorrei ringraziare tutti voi che siete qui e soprattutto tutti i volontari che stanno lavorando. Vorrei un applauso perché sono veramente tantissimi che in questi giorni stanno lavorando forte per la realizzazione di questo grande evento qui a Loreo, che ormai è diventata una tradizione importantissima, e vorrei ringraziare tutte le autorità. Il pane è ciò che ci unisce, è il frutto del nostro lavoro, il giusto ristoro delle fatiche, l'alimentazione, segna poi anche il legame con un territorio, con i suoi prodotti, con le sue eccellenze. E sono eccellenze di primissimo ordine. Dove c'è il pane buono c'è una terra bella, e quindi Loreo in questo non ha niente da imparare da nessuno. E devo dire, questo è un concetto che dobbiamo avere anche noi come polesani, e in particolar modo parlo per il Delta. È stata nel passato chiarissima l'importanza del pane nelle nostre popolazioni e nelle nostre culture contadine. Perché parto con questo discorso? Perché giustamente, come prima ha fatto la battuta di magari fra qualche anno arriva le scatolette di grilli, noi siamo vissuti, le famiglie sono campate con il pane viene dal frumento e questa è la nostra cultura contadina e non dobbiamo assolutamente né vergognarci né dimenticarlo. Cosa abbiamo fatto noi da 18 anni a questa parte? Abbiamo fatto sì che questa cultura sia la cultura del nostro territorio. Oggi ci sono autorità a fianco a me e colleghi sindaci. Perché? Perché quando parliamo di valorizzazione di un territorio, dobbiamo parlare di un territorio vasto. Certo che ognuno ci tiene e ascolta la propria gente e cerca di portare alto il proprio campanile, però dobbiamo pensare allo sviluppo di un territorio, dobbiamo pensare allo sviluppo del Polesine e non solo, altrimenti ci guardiamo e ci visitiamo sempre tra noi, cose dette e stradette, ma che dobbiamo iniziare a crederci. Io credo che in questi anni, negli anni passati, ma anche nel futuro e soprattutto nel futuro, ci sia l'opportunità, la consapevolezza per poter fare quel salto di qualità che il territorio polesano ha bisogno e deve fare. Non potevo sottrarmi all'invito da parte del sindaco Moreno a questa bellissima iniziativa che scopro oggi che è la 18ª edizione, e porto i saluti dell'amministrazione provinciale, anche se devo essere sincero, c'è un ricordo ancestrale che mi lega a Loreo. Quando da bambino mi ricordo mio padre mi portava sempre, non era la festa del pane ma la fiera, dove nell'immaginario collettivo polesano il pane di Loreo è una sorta di eccellenza che deve essere mantenuta e garantita nel tempo. Ecco, la cosa è bene, si fa a ricordare questo aspetto. Il pane, come diceva prima e ha ricordato il vostro sindaco, Sua Eccellenza il Vescovo, il pane, oltre a essere dignità, è frutto del lavoro, frutto del sudore della fronte, è anche un momento di dignità e di felicità. E come tale, essendo con il collega Moreno, sindaco anche del comune di Cerignano, che nell'immaginario collettivo anche questo è considerato il paese della felicità, ho voluto portare così un segnale di simpatia, di eccellenza e anche di felicità alla vostra meravigliosa festa. Grazie per l'invito e buon proseguimento di giornata. Grazie infinite.